Eder. Mac Pallister. La ricostruzione ruota intorno a un gesto che, a 4 anni dalla scomparsa e morte di Liliana Resinovic, continua a sollevare domande. Nel novembre 2022 Sebastiano Visintin, allora già al centro dell'attenzione investigativa, cede un suo telefono a una YouTuber. Il dispositivo, indicato come un Samsung di sua proprietà, passa di mano in un momento in cui la vicenda è già entrata nella fase delicata delle verifiche digitali. Secondo quanto ricostruito, quel telefono viene tenuto dalla YouTuber per circa un anno. Soltanto dopo, quando l'eco mediatica sul caso torna a crescere e gli approfondimenti tecnici su supporti e account diventano un tassello strategico, il dispositivo arriva materialmente nelle mani degli inquirenti, con un sequestro formalizzato il 21 settembre 2023 per gli accertamenti del pubblico ministero. In parallelo, la donna racconta di aver ricevuto il telefono già pulito, con il mittente che, nelle sue parole, avrebbe farfugliato spiegazioni confuse sulla consegna. Una versione che non coincide al millimetro con narrazioni precedenti e che per questo viene messa a verbale e comparata con le altre fonti, proprio perché ogni sfumatura sulla catena di custodia e sull'uso del device può spostare il significato dei dati o chiarire perché certe tracce non ci sono più. Il punto centrale, agli occhi della famiglia Resinovic e in particolare di Sergio, è multiplo e molto concreto. Primo, perché regalare a una YouTuber e non a un parente o lasciarlo in un cassetto, un telefono personale in un'indagine dove i telefoni sono l'alfabeto delle giornate, dei movimenti, delle abitudini? Secondo, chi conosce chi? Sergio afferma di essere convinto che Visintin non avesse rapporti pregressi con la donna prima della consegna e perciò individua una zona grigia da chiarire. L'eventuale legame tra Visintin, la YouTuber e la titolare del negozio Wind 3 dove Liliana, la mattina della scomparsa, avrebbe dovuto recarsi. Terzo, la tempistica. La consegna del device a fine 2022, dopo il ritrovamento del corpo a gennaio 2022 e nel pieno del lavorio su GoPro, hard disk, PC e SIM, appare alla famiglia come un comportamento che merita una verifica di contesto. Cosa si sapeva? Cosa si temeva? Cosa si voleva evitare? O semplicemente cosa si riteneva irrilevante in quel momento? Non è un sofisma. In informatica forense la cronologia delle mani che toccano un oggetto, il perché e il quando, separa spesso un dato utile da un artefatto. Sul fronte operativo la YouTuber, ricevuto il telefono, continua per un periodo la propria attività online, mentre il device resta con lei. In quel lasso di tempo non risulta un immediato conferimento spontaneo agli uffici giudiziari. L'arrivo agli atti matura solo successivamente, con il sequestro e l'avvio di accertamenti sul codice IMEI, sulle eventuali memorie residue e su tutto ciò che può essere estratto nonostante la formattazione riferita. La donna, in dichiarazioni pubbliche, lascia intendere di aver percepito incertezza nell'interlocutore al momento della consegna. Un dettaglio psicologico che per gli investigatori più che un giudizio resta una pista da collocare nel quadro più ampio. C'erano altri telefoni simili? Esistono device gemelli? Sono stati forniti apparecchi identici ma non identici nei codici? E soprattutto chi ha toccato il telefono dopo la formattazione. Con il passare dei mesi, il tema si allarga. Testate locali e nazionali riportano che la Procura ha disposto verifiche proprio per stabilire se nel telefono regalato possano sopravvivere tracce utili o se, al contrario, la polizia abbia azzerato ogni residuo. In questa cornice spunta anche il nodo, sollevato pubblicamente, degli apparecchi uguali ma diversi. Il sospetto, cioè, che tra quanto consegnato a suo tempo agli inquirenti da Visintin e quanto effettivamente in uso vi siano discrepanze nei codici identificativi. È un dibattito che non accusa né assolve da solo, ma spiega perché la figura della YouTuber diventi importante, non per il suo ruolo mediatico, bensì perché il suo possesso del device, la reazione alle sollecitazioni esterne e l'atto finale di consegna agli investigatori sono passaggi che incidono sulla linea del tempo. C'è poi la dimensione pubblica. La discussione alimentata dai social polarizza. C'è chi liquida la cosa come irrilevante e chi, al contrario, vede nella scelta di regalare un telefono in quel momento una forzatura logica. In mezzo resta la prassi. Si acquisisce il device, si tracciano le mani che lo hanno toccato, si verificano eventuali collegamenti con il punto vendita citato e si confrontano le versioni. È in questo esatto snodo che la YouTuber,
Secondo ricostruzioni convergenti, si mette a disposizione degli inquirenti e consegna l'apparecchio, pur avendo inizialmente mantenuto un tono polemico nelle risposte pubbliche attorno alla vicenda. L'atto di consegna, al netto delle schermaglie, è quello che consente agli inquirenti di chiudere il cerchio su quel pezzo di catena di custodia e di portare il telefono in laboratorio. A questo punto si aggiunge un fatto di cronaca mediatica che entra nella sequenza. Heather McPallister riceve una segnalazione. Qualcuno, online, starebbe girando video con in mano proprio un telefono riconducibile a Sebastiano Visintin. La notizia viene rilanciata in un contenuto dedicato. La youtuber chiamata in causa ribatte stizzita in pubblico, ma nel medesimo frangente decide di presentarsi e far arrivare il telefono agli investigatori. La contemporaneità tra la replica piccata e il passo verso l'autorità giudiziaria racconta, più delle parole, la pressione ambientale che la vicenda aveva assunto. La discussione era uscita dall'alveo tecnico ed era diventata un fatto sociale osservato. E in queste condizioni la scelta più lineare è stata rimettere il device alla giustizia, perché lo valuti nelle sedi opportune. Nel frattempo, dal lato della famiglia, Sergio Resinovic continua a chiedere cose concrete, chiarire se la consegna fosse frutto di un rapporto precedente o di un contatto estemporaneo, stabilire quando il telefono sia stato effettivamente formattato e da chi, verificare se esistono collegamenti ulteriori con il negozio dove Liliana doveva recarsi la mattina del 14 dicembre 2021, comprendere infine se la versione fornita dalla youtuber, per sua natura parzialmente diversa da altre, possa spiegare incongruenze o viceversa aprirne di nuove. Sono richieste di metodo, non di spettacolo. Perché un telefono, in questa storia, non è un oggetto di scena, è un testimone elettronico che ricorda a modo suo. E il comportamento della persona che lo ha avuto in mano, dal primo giorno alla consegna, fa parte a pieno titolo della memoria di quel testimone. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.